Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. È questo il testo di Bruno Rissasse che Giulia Cecchettin aveva scelto per accompagnare un suo disegno sulla sua pagina Instagram. Se oggi fosse quel giorno, citato dalla canzone, scoprirebbe come proprio lei, studentessa di 22 anni, dolce e piena di progetti, non sarebbe certo né una scatola vuota né l'ultima ruota del carro più grande che c'è. A dimostrarlo sono le migliaia di persone, più di 10.000, che si attendono questa mattina a Santa Giustina per darle l'ultimo saluto, per farle sentire, se fosse possibile, l'abbraccio caldo della città. Giulia, ti vogliamo bene. È la gigantografia affissa sulla facciata della basilica ed è il messaggio forte e chiaro di tutta la comunità, perché Giulia è diventata la figlia, la sorella, l'amica di tutti noi. E così, per permettere a ciascuno di partecipare a questo grande dolore collettivo che per prima la famiglia Cecchettin sta tentando di tramutare in un messaggio per il mondo, 2 maxischermi sul lobo e sul sagrato della chiesa sono pronti a trasmettere la cerimonia presieduta dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e celebrata dal parroco di Vigonovo, Don Gabriele Pipinato, e dal parroco di Torreglia, Don Franco Marin. All'interno della basilica, per questioni di sicurezza, i posti sono stati ridotti a 1150. I varchi per accedervi saranno aperti dalle 9 alle 10:45. Per le persone che si troveranno a seguire la funzione dall'esterno, il comune ha predisposto una decina di bagni chimici. Inoltre ci saranno anche presidi di Croce Verde, Croce Rossa e SUEM 118. Per la giornata di oggi è stato proclamato il lutto cittadino e regionale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 5 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda i funerali di Giulia Cecchettin che si terranno stamattina a Padova, in Prato della Valle, nella Basilica di Santa Giustina. Ti vogliamo bene, l'abbraccio di Padova a Giulia nel giorno più lungo. Questo è il titolo dell'articolo di Alice Ferretti sui quotidiani del gruppo NEM. Per i quotidiani e per i funerali oggi attese in Prato della Valle 10.000 persone. Il papà Gino leggerà un messaggio per fermare i femminicidi, uniti contro la violenza. Santa Giustina sarà a capienza ridotta, 2 maxischermi e il piano sicurezza, abbiamo visto. Chiusi gli accessi al Prato e anche le strade che portano appunto a Santa Giustina. Si consigliano i mezzi pubblici. Queste le modifiche previste dal comune di Padova alla viabilità, ma la notizia dei funerali di Giulia naturalmente è su tutti, di Giulia Cecchettin, è su tutti i quotidiani locali di oggi. Vediamo anche il Gazzettino, il giorno del dolore, l'Italia con Giulia, alle 11 il paese si ferma, il rito funebre in diretta da Padova su televisioni e social. In 15.000 attesi oggi in Prato della Valle. Mattarella parla di uno sforzo contro i femminicidi. La grande navata della Basilica di Santa Giustina potrà ospitare fino a 1.150 persone, nessun posto in piedi, saranno tutti seduti all'interno della chiesa per ragioni di sicurezza. Ancora 3 settimane e 3 giorni, il lungo addio alla ragazza diventata la figlia di tutti. Questo è un altro titolo sempre sul Gazzettino di oggi, che riprende anche le parole e le dichiarazioni di ieri del presidente della regione Luca Zaia durante una conferenza stampa. Ha detto: Zaia, suonate il clacson, bisogna dare un segnale, dimostriamo di esserci, solo così Giulia non sarà dimenticata. Nel frattempo è stato presentato il report dei centri antiviolenza. Solo una donna su 3 nel 2022 ha denunciato le violenze subite. Di questo, di tutti questi temi, dei femminicidi, della violenza di genere, della lontana ancora parità tra uomo e donna, parlerà oggi il Consiglio regionale nel pomeriggio a Palazzo Ferrofini. In discussione 4 mozioni e l'istituzione di una borsa di studio dedicata proprio alla memoria di Giulia Cecchettin. Vediamo infine il Corriere del Veneto: 100 sindaci dal Veneto per i funerali di Giulia, Filippo potrà vederli in TV. Oggi le cerimonie in Prato della Valle e a Saonara. Mattarella, anche qui le dichiarazioni del Presidente della Repubblica: femminicidi, serve un cambiamento
radicale della società. Questo per quanto riguarda la prima notizia del giorno, appunto i funerali di Giulia Cecchettin, il tema, la questione femminicidi, una piaga che non si è arrestata, come abbiamo visto nelle settimane successive alla morte, al femminicidio appunto di Giulia Cecchettin. Noi proseguiamo però la nostra rassegna stampa di oggi con un'altra notizia invece che riguarda la sanità. La troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto in un articolo di Michela Nicolussi Moro. Rinunciano a curarsi 500.000 veneti. Nel pubblico le liste d'attesa sono eterne. È la denuncia del Partito Democratico del Veneto. 500.000 veneti quindi rinunciano a curarsi, altrettanti non hanno il medico di base. Risponde la giunta regionale provando a difendersi. Sono in arrivo 800 medici. Ma il PD incalza con il segretario regionale Andrea Martella che spiega la spesa pro capite per pagarsi le visite è di 768 euro in Veneto, 100 euro in più della media nazionale. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, PD all'attacco, sanità del Veneto sempre più delegata al privato. Per 7 cittadini su 10 il servizio è peggiorato. E ancora, articolo analogo di Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo NEM, il PD contro la giunta, la sanità regionale è in mano ai privati, i consiglieri del PD smentiscono le stime, i dati diffusi dalla maggioranza, altro che 6%, le percentuali sono ben più alte. Insomma, questo per quanto riguarda la privatizzazione continua e strisciante, anzi non più nemmeno tanto strisciante nella nostra regione della sanità, del servizio sanitario. Voltiamo pagina e vediamo rapidamente l'esito dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane. Se ne è parlato in questi giorni, la classifica è stata pubblicata ieri e oggi i quotidiani locali la commentano naturalmente. Intanto partiamo dalla cima della classifica, è Udine, la città d'Italia dove si vive meglio. Il capoluogo friulano scala la classifica del Sole 24 Ore, soprattutto per le donne. Carte vincenti, occupazione femminile, più servizi e meno violenza di genere. Sale anche Pordenone, scende Trieste, tra le venete solo Verona nella top 10, Venezia perde punti, Rovigo in coda. E proprio su Venezia, la nuova Venezia dedica appunto un approfondimento sull'indagine del Sole 24 Ore. Sicurezza e affitti, maglia nera è Venezia. La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita perse 12 posizioni in un anno, ora Venezia è 32esima su 107. Ultima in classifica alla voce canoni medi di locazione, male anche per furti dentro le abitazioni e rapine con scasso. Medaglia d'oro invece per la qualità della vita degli anziani e per il patrimonio museale dislocato in tutta la provincia. Ma insomma complessivamente un peggioramento, un crollo nella classifica del Sole 24 Ore. E ora dalla qualità della vita al fine vita, una notizia flash che arriva dal Consiglio regionale. Legge veneta sul fine vita, l'ufficio legale della regione accende il semaforo verde. In realtà si tratta dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, non della regione, appunto non della giunta. Il 7 dicembre il progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita, sul suicidio medicalmente assistito, a voler essere precisi, arriverà in quinta commissione, nella Commissione Sanità e Sociale del Consiglio regionale per l'ultima audizione e la discussione poi appunto sul progetto di legge stesso. Il testo di legge finalmente arriverà in aula poi a gennaio 2024. Questo quanto si apprende dall'articolo di Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo NEM. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime notizie che riguardano la politica regionale. Partiamo dalla Lega. Ci sono le dichiarazioni di Zaia che ieri durante l'incontro a Villorba sul suo nuovo libro Dialogando con il direttore Ubaldeschi ha parlato del suo futuro politico. E allora vediamo sui quotidiani del gruppo NEM gli articoli di Marzia Borghesi e di Laura Berlinghieri.
Olimpiadi e opere da concludere, penso al Veneto, non all'Europa, ha detto ieri Zaia. Non ho mai cercato incarichi nemmeno quando ho fatto il ministro, ho ancora 2 anni in regione, devo chiudere la partita dei giochi rendendo l'Arena di Verona totalmente accessibile. E poi ancora stiamo facendo uno studio per capire chi sono i ragazzi che vanno all'estero e perché ci vanno, e qui verrebbe da dire meglio tardi che mai. Forse questo studio andrebbe fatto anzitutto parlando con questi giovani e chiedendo loro di raccontare le loro storie. Ma andiamo avanti con ancora l'altro articolo che compare a pagina 10 dei quotidiani del gruppo NEM. Salta il vertice leghista al K3, era previsto per ieri sera. I temi all'ordine del giorno erano le tensioni che si sono sviluppate in Consiglio regionale dopo la presentazione di un emendamento al documento di economia e finanza regionale da parte di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale e leghista, un emendamento non concordato con il resto della maggioranza che alla fine è stato approvato, ma che appunto aveva suscitato parecchie polemiche interne alla maggioranza stessa, delle tensioni. C'è poi la questione dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che sarebbe in procinto di passare a Forza Italia, anche lui attualmente leghista. Insomma, Bottaccin lavora bene, niente da rimproverargli, dice oggi Zaia sui quotidiani del gruppo NEM. La vicenda dell'emendamento, invece, quella che riguarda appunto il leghista Finco, è stata un incidente di percorso. In settimana, poi aggiunge Zaia, chiudiamo la partita del bob, in Italia non c'è solo Cesana. La partita del bob, una vicenda infinita, è passato un mese forse da quando il governo diceva che avrebbe deciso in 48 ore, non si è più saputo nulla. Ma vediamo anche sul Gazzettino queste notizie che riguardano le spaccature interne alla Lega, al centrodestra. Lega, tensioni, Zaia nega, pensiamo solo a lavorare. L'emendamento di Finco sul bilancio è già capitato, non siamo una dittatura. Bottaccin da Forza Italia, c'era pur sempre Tajani, assessori assenti a Firenze, può accadere. Insomma, Zaia ha una giustificazione per tutto, ma il dato politico naturalmente è che è saltato il vertice al K3 che era stato convocato dallo stesso Zaia. Vediamo infine rapidamente Fratelli d'Italia, anche lì in questi giorni grandi tensioni, grandi soprattutto sorprese per i congressi che si sono celebrati in Veneto con appunto risultati inattesi. Fratelli d'Italia, stravolti gli equilibri. De Carlo, coordinatore regionale, commenta semplicemente ora tutti al lavoro. Questo il titolo sul Gazzettino di oggi. Ma qual è il dato politico? I nuovi segretari di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo sono espressione dell'area Urso Donazzana, cioè l'area che fa riferimento appunto al ministro Urso e all'assessora regionale Elena Donazzan, un'area che in questo congresso regionale era contrapposta a quella invece guidata dal coordinatore regionale Luca De Carlo. Una leadership quindi che quantomeno viene messa in dubbio. Vediamo anche sul Corriere del Veneto quali sono i movimenti dentro Fratelli d'Italia. Ora nel mirino c'è la segreteria regionale. De Carlo indebolito dalla conte interna, Speranzon o Maschio in pole position, il precedente di Santanchè in Lombardia. Questo il primo titolo. Il secondo, con il quale chiudiamo, è un'intervista di Martina Zambon a Elena Donazzan, regina del partito, viene così definita, disponibile per le europee, dice, ma anche a guidare la regione. I congressi lanciano la leadership dell'assessora regionale. Corrente Giorgia si definisce Elena Donazzan, c'è una sola corrente, quella di Meloni. In Veneto è prevalsa l'anima di chi chiede più condivisione. Amo il Veneto e lo conosco a fondo la macchina regionale, sono a disposizione quindi eventualmente anche per le elezioni regionali. È questo il senso della sua dichiarazione. Vediamo chi è Elena Donazzan nel ritratto del Corriere del Veneto, originaria di Pove del Grappa, 51 anni. Elena Donazzan viene eletta nel 2000 in Consiglio regionale, rieletta poi nel 2005 nella giunta Galan, diventa assessora a istruzione, formazione e lavoro, caccia e protezione civile. Nel 2010 poi ancora assessora a istruzione, formazione e lavoro nella giunta Zaia, rieletta poi nel 2015 e nel 2020 è confermata con le stesse deleghe. Insomma, Elena Donazzan in regione dal 2000, sono 23 anni quest'anno
e l'intenzione appunto di rimanerci ancora a lungo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.